Signore e signori, buonasera ed eccoci qui ancora una volta alla taverna Naxos di Angelo Savoca. Siamo già abituati noi di Sicilia Cori Mio a venire a trovare il nostro amico Angelo proprio dentro la taverna Naxos. Questo che è diventato ormai un cenacolo, un incontro alla cultura a 360 gradi. Angelo ci ha abituati, il nostro carissimo amico Angelo Savoca ci ha abituati ad avere delle esperienze molto particolari, a ritrovare qui dentro ciò che la Sicilia non vuole perdere a tutti i costi. E andiamo a vedere come la tradizione, ancora una volta, Sicilia Cori Mio, l'ha gemellata. Adesso ci spostiamo e andiamo a trovare colui che da tanti anni lavora e fa uscapparo. E veniamo subito a trovare, mi seguo vicino questa bellissima persona, al signor Carmelo Munafò. Carmelo Munafò, detto uscapparo. Uscapparo. Da dove viene Carmelo? Io vengo da Fondachelli Fantina, provincia di Messina. Ecco, ancora una volta la zona del messinese ricca nelle sue tradizioni. Allora, signor Munafò, signor Scapparo, mi permette, lo posso parlare così? Prego. Siamo ormai così disabituati a dare i termini giusti e questo penso che sia proprio quello preciso. Preciso, giusto. Infatti. Allora, lei abbiamo detto è Scapparo. Da quanti anni fa questo mestiere? Io ho incominciato che avevo 15 anni, andavo a imparare il mestiere. Quindi lei, mi perdoni che la interrompo, mi vuole dire che già sin da ragazzino ha preso questo mestiere? Ho preso questo mestiere perché mio padre faceva il fabbro e io dovevo imparare il mestiere. Siccome il fabbro mi veniva un po' difficile, ho avuto dei problemi fisici e allora sono dovuto andare a imparare un altro mestiere. Da questo mestiere è stata una scelta o un po' un'imposizione da parte? Un'imposizione, perché allora io volevo studiare, ma siccome le forze non c'erano non ho potuto studiare e allora ho dovuto imparare il mestiere. Questo nobilissimo mestiere. È bello, è stato un bel mestiere. Ma mi dica una cosa, lei è calzolaio, qual è la vita di un calzolaio? La giornata tipo di un calzolaio, me la spieghi? La mattina mi alzavo perché ora mi alzavo e incominciavo quello con i petti, quello con i tacchi e dopodiché quando c'era da fare un paio di scarpe nuove e allora prendevo la pelle, facevo il modello, la tagliavo la scarpa, la mettevo, la cucivo e la mettevo sulla forma. Ho capito. Lei mi può fare vedere bene o male qualcosa inerente a questa cosa che mi ha spiegato adesso? Questa è la tomaia, questi sono i modelli, qua ci sono tutti i modelli delle scarpe. Ecco. E così prendevo il modello, tagliavo la scarpa e la facevo. Allora, lei intanto mi deve spiegare una cosa, lei lavorava su commissione? Sì. Quindi veniva il cliente e sceglieva insieme a lei il modello, il colore e giustamente il tipo della scarpa, perché c'erano le scarpe con i tacci, c'erano quelle senza tacci, c'erano quelle con i copertoni, c'erano quelle senza copertone. Che cosa sono queste cose dei copertoni? Copertoni di macchina, i copertoni come si dice, i sole dei carri armati. C'erano le sole di carri armati. E cosa c'entra con la scarpa? E quella è la sola. La suola? Sicché di mettere la suola si metteva il carro armato. Ah, ho capito. Ne ha lei qualche esempio da farmi vedere adesso? No, non se ne usano più, non ce ne sono più. Ma sono quelle scarpe come quelle. Quelle che hanno il carro armato sotto, nel senso la suola lavorata come se fosse il fondale, diciamo, del... Sì, signore, capito. erano quelle. Quindi questa è la scarpa, la forma, la tomaia fatta, che si mette sulla forma. Quindi questa si chiama tomaia? Tomaia. Questa è la sarebbe tomaia. La forma fatta come? In pelle? In pelle, tutta in pelle. E si mette sopra? Sopra la forma. Allora, la tomaia l'abbiamo realizzata come? Prendendo la pelle e avendogli fatto la sagoma. Certo. Col cartone in questo caso? Con la carta. Questo è il modello. Questi sono i modelli. Questo è il cappelletto, questo si mette... Per fare la punta? Per fare la punta. Per dargli, diciamo, la bombatura. Ecco, precisamente. Perfetto. E questo è, diciamo, un pezzotto, un coso di dietro. Sì, ho capito. Questo si mette così. Ho capito. Diciamo per dare la forma al tallone. Il tallone. Dare la forma al tallone. Quindi è questo. Ora, e si mette in questa forma ha un nome in particolare?
Forma delle scarpe, la Forma delle scarpe, è una forma delle scarpe. Sì. Ovviamente varia a seconda del numero? Certo, Ecco, certo, ovviamente. perché sarà 37, Mm. c'è 39, c'è 40, c'è 41, c'è 43, E 46. il cliente poi faceva una prova per vedere No, come... no, Ah, no, no, non c'era la prova. Non è come andare dal No, sarto, vado a no, no, provare. no, non c'era la prova, non c'era No, la prova, non perché c'è la prova. doveva essere il mestiere, il calzolaio che doveva fare la forma, la scarpa su misura. Ho capito, quindi la bravura sta proprio in quello. era All'inizio si prende, diciamo, si prende la misura, la misura, e dopodiché si realizza la scarpa. si realizza la scarpa. Si prende la misura del piede, dal tallone alla punta. alla punta, e si fa un centimetro più lunga del piede. Ecco, Un perché centimetro poi... in più, perché poi giustamente deve entrare la scarpa. certo, verrà cucita e quindi... Viene cucita, e poi per levare la forma c'è questo, perché questo è il tiraformi. Allora, abbiamo un altro attrezzo che usa il calzolaio, abbiamo detto, giusto? Ecco. Questo si chiama tiraforma. Tiraforma. Tiraforma proprio perché estrae Ecco, dalla forma, dalla dalla scarpa, scarpa già realizzata, Sì, signore. questa, Sì. questa forma, Questa forma, che è il legno, il legno. E si tira, e resta la scarpa completa. e rimane la La scarpa. scarpa. Fatto questo, si chiama il cliente, dice il cliente, la scarpa è pronta, le scarpe te la sono puoi pronte. prendere. Ho Ecco. capito, ho capito. Questo è un classico esempio da scarpina, Sì, diciamo, sì, una da scarpa. scarpina. Ma le è mai capitato di fare, che ne so, una scarpa scarpa da da lavoro? donna elegante con un bel tacco? Sì. Lei ha Sì, sì, quindi sì. una forma anche per il tacco, a quanto ho capito. Sì, Giusto? no, il tacco si fa mentalmente, il tacco non si fa così, il tacco si taglia, si fa la misura, ma poi si mette sulla forma e si chioda. Ho capito. Si fa in quel modo. Si diciamo, fissa in quel modo. in questa maniera direttamente. Ho capito, si fissa. Si mette la suola, si taglia più o meno come il tacco, e poi si raffina tutta. Si raffina Benissimo. e E mi dica una cosa, mi è venuta di farle una domanda. Per quanto riguarda invece il colore. Allora, noi abbiamo la pelle di vitello, Sì, e sì. penso che bene o male la gradazione può andare sul chiaro e sullo sì. scuro, però la scarpa può assumere un altro colore. il colore della suola, o c'è la tintura. Ecco, O e la marrone, lavora o lei, certamente. è sempre sua opera. O marrone o nera. O nera. Non c'è altro colore. Ah, non ci sono altri c'è colori, altro quindi gli colore. unici colori che si utilizzano per la che si realizzazione possa- delle si possono scarpe utilizzare solo sono quelli. il nero Sì, e il marrone. il marrone. Grazie delle Non c'è informazioni. altro, non c'è altro. Poi mi dice su questo tavolo che c'è una ricchezza straordinaria. Possiamo parlare di tanto, penso qui. Sì, si può parlare Penso tanto. di Si sì. può Mi parlare- dimostra di cosa, diciamo, il nostro tavolo. Questi sono i chiamati zampitti. I zampini. È un cuoio Questo di in vitello. effetti è diciamo, è l'antenato della scarpa. Sì, È proprio l'antenato perché della scarpa. Non c'era altro. Tant'è vero che noi lo troviamo anche come tipo di scarpa, come Sì. tipo di calzatura, ed è quello che indossa anche lo zampognaro. Sì, lo zampognaro Ricordo. quando li trovava, ora ci sono, anche se si possono fare perché non è una cosa difficile. Certo. Quindi, e poi come queste sono le scarpe copertone di macchina. Oh, Queste copertone di macchina, questi li facevamo noi calzolai. queste sono delle forme o scarpe. Questa è una scarpa. Ah, una scarpa proprio. Questa è proprio una scarpa, perché qua noi mettevamo la pelle e veniva tutta cucita. Allora, un attimino, mi faccia pensare, mi viene di riflettere una cosa, da riflettere. Queste sono delle realizzazioni di scarpa. Sì. Posso dire anche di coloro che magari non avevano tanta possibilità di denaro, presumo. Perché questo mi viene da pensare che la realizzazione di una scarpa, come lei poco fa mi ha dimostrato, sì. è leggermente diversa di questo, sì. per non dire tanto. Però questi li facevamo noi, perché quelli che avevano qualche 100 lire da poterle spendere, li facevamo noi. Chi non aveva i soldi, che trovava un pezzo di copertone, li facevano loro, Ho capito, così, ho capito. ma non, ripeto, così. Questa già è Questa è raffinata. una cosa di lusso. Ho capito. Quindi loro si tagliavano un pezzo di copertone,
lo legavano con un po' E di mi fil di dice ferro. dove si poteva prendere questo copertone? Dove si trovava e quando si trovava. E quando si trovava? E quando si trovava. Perché Di non che era era una- stiamo parlando? Mi parli dell'era. Ma verso il 53-54. Quindi proprio di un netto dopoguerra, Sì, quando sì, proprio c'era la dopoguerra, miseria dopo- totale proprio dopoguerra, e sì. coprirsi i piedi Sì, era dopoguerra, necessario. dopoguerra. Certo, certamente. Era necessario. Perché non c'era altro. Quindi chi si poteva permettere anche con i copertoni di andare dal calzolaio e realizzare della scarpa, questo è Questa è la scarpa l'elemento che di cui facciamo- stiamo sì, parlando. che facevamo noi. Invece chi non aveva manco soldi e trovava un pezzo di copertone in Se li- giro, se li facevano si loro, realizzava se li in realizzavano. casa Sì, signore. le scarpe. Li facevano loro. Vedete? Vedete? E adesso abbiamo altri tipi di scarpe. Questi sono sempre i zampitti, i soliti Altri tipi zampitti. di zampitti. Ma mi dica una cosa, mi parla di questi lacci, sono così rigidi, così... Questi lacci sono lacci di cuoio di vitello. Ah vabbè, forse saranno rigidi perché è già da Sì, tanto perché tempo che sì, ci da sono. tanto tempo Mm. e sono dure perché devono indurire, perché se lei li mette nell'acqua diventano morbide. Morbide. Allora, questi sono altri zampitti che ovviamente sono delle Sì, calzature sì. che si usavano soprattutto presumo per andare nei Sì. campi, per No, no. andare proprio per... No, anche in città. Anche in città. Perché non c'era altro. c'era altro. C'era solo questo, o questi o quelli di nascita, ripeto, perché non c'era altro. Quindi una volta che non c'era altro, ognuno si arrangiava come meglio poteva. Ho capito, ho capito. Abbiamo detto questi lacci come che venivano realizzati, perché io vedo qua ci sono dei peli, Sì, perché sì, quindi sì. sono ancora parti di animali. Questo è del cuoio degli animali, Proprio perché cuoio. deve essere tagliato con un po' di attenzione, perché sennò ne può fare un pezzettino. Ah. Mentre tagliandoli, sapendoli tagliare Certo. si fanno metri, perché così questo non è tagliato addirittura, è tutto uno, Mm. non è aggiunto a nessuna parte. E Quindi questa è una sandala che l'ho fatta io, una sandala che l'ho tagliata, l'ho fatta io della pelle. ho capito, quindi adesso noi stiamo cercando di spiegare la realizzazione di un sandalo. Sì. Un sandalo, quindi una scarpa estiva Sì, sì. che ha bisogno solamente Sì, sì. del posto dove si poggia il piede, come si chiama? Presa. Quella suola? Suola. La suola. E questa ha un nome, questa fascia? Pelle. Sì, e il materiale è il pelle. Il materiale di pelle. E non è una sandala. Ah, è proprio un Una sandalo, è proprio un sandalo. Non c'è altro. E quindi penso che bene o male la realizzazione è quasi come abbiamo parlato di quello, Sì, no? sì. È quasi la stessa cosa, perché non è che c'è altro, perché questa si taglia così, si chiude, si fa in questo modo, si fa così, non c'è altro. 79, 80. Quindi, E allora parliamo di un altro aspetto della tradizione che ha bisogno veramente di essere curato, questo aspetto. Se lei dovesse o volesse insegnare l'arte, la sua arte oggi ad un giovane, lo incoraggerebbe? certamente. Ecco, Certamente. e che cosa, quale parole potrebbe trovare? Se lei avesse davanti a un ragazzo, cos'è l'aspetto bello di essere Io scarpato? ho sempre detto, ho sempre riferito che questo mestiere dovrebbe andare alle scuole, questo mestiere si dovrebbe riferire alle scuole. Bene. Ma siccome questo non è mai stato accettato, perché Quindi potremmo un attimino lanciare un messaggio a chiunque ovviamente, colui o colei che potrebbe un attimino aiutarci in questa rivalutazione della tradizione, addirittura fondare delle scuole di mestieri, tra cui a Scuola do Scarparo. Lo Scarparo. Sarebbe una cosa veramente molto bella. sarebbe una cosa bella, perché no, questi mestieri non ci sono più. E anche se c'è qualcuno che dice le scarpe, aggiusta le scarpe, ma però quello non è un mestiere, quello è che lavora per guadagnarsi la mangiare. Certo. Le attrezzature, perché facevo questo mestiere, una volta che facevo questo mestiere c'è tutte le attrezzature, per esempio questa è la cera di ape che si faceva per lucidare la suola. E quindi era anche una cosa buona. C'erano tutti i ferri che si stirava tutta per passare la cera, e dopo si passava con un ferro che ora eccolo, c'era il legno qua, si metteva così e poi si passava Perfetto. per E lucidare. allora ci diamo appuntamento ad un'altra volta, ad una successiva volta, con un giovane che ha questa voglia di imparare una lezione data da lei dal Lo vivo. facciamo con piacere. E allora ci diamo appuntamento alla tradizione, sempre con Cecilia Corimio. Facciamo tutti
vi abbracciamo tutti i siciliani nel mondo. Alla prossima tradizione. Ciao!